Siamo nella parte alta di Parco Giardino e Sigurtà, tra la collina dei Due Imperatori e l'Eremo, in questo angolino nascosto e riservato, la Panchina degli Innamorati, un angolino che è stato creato nel 2018 e che è stato decorato con un rosetto di rose rosse dedicate proprio a San Valentino, patrono della cittadina di Bussolengo, con il quale il parco e il comune di Valeggio hanno una bella sinergia per creare proprio un legame con il territorio. Queste rose sono davvero deliziose, è una rosa rustica, una rosa che può arrivare fino a 1,20 m di altezza, resiste molto al caldo e sia il bocciolo che la rosa aperta hanno un colore rosso vellutato scarlatto e una forma corolla che sembra quasi un tulipano, quindi rimane, anche se reciso, con la forma per molto molto tempo. Eccola qui la nostra rosa di San Valentino, è una rosa che rimane a bocciolo per parecchio tempo e poi si apre, vedete, delicatamente con questi petali color scarlatti che hanno quasi la sensazione del velluto. È una rosa molto rustica, può essere anche, pensate, può essere anche tagliata e anche in vaso conserva la sua forma per parecchi giorni. Non perdetevela perché al nostro chiosco gadget vicino all'ingresso vendiamo queste rose meravigliose che potete portare a casa e conservare come ricordo dell'amore del parco. San Valentino è il patrono degli innamorati, era un santo che, dedicatosi al cristianesimo, è stato perseguitato per tantissimo tempo ed è stato messo in prigione. Al momento del doloroso distacco ricevette in dono dalla sua amata una rosa del deserto, simbolo di amore eterno. Il vescovo di Bussolengo, appunto Valentino, venne incarcerato e la moglie Silvia, disperata per amore, gli regalò una rosa del deserto, una pietra che lui conservò per tutto il tempo delle sue pene. Questa pietra poi venne ritrovata nella tomba di San Valentino e che divenne patrono degli innamorati. Pensate che persino Shakespeare, alla ricerca per le sue storie di ispirazioni, scoprì la chiesa dedicata al santo a Bussolengo e poi su questa figura mitica ci costruì tantissime storie, tantissimi personaggi delle sue leggende. Quindi non perdetevi questo angolino, questa panchina e queste rose vellutate per farvi una foto che verrà sicuramente pubblicata sui nostri social. Mi raccomando, mandateci tutti i vostri scatti romantici.